Allora sì, partita a due facce. Primo tempo siamo entrati, abbiamo sofferto completamente la squadra avversaria, alla quale faccio i complimenti perché l'avevamo già incontrata quest'estate quando abbiamo fatto le amichevoli precampionato e devo ammettere che sono ben attrezzati. Non mi aspettavo una partita del genere, però il calcio è bello anche per questo. Il secondo tempo siamo entrati con un piglio diverso, il primo tempo diciamo che abbiamo sfruttato quel poco che abbiamo creato, perché è la verità, e mentre a fine primo tempo abbiamo parlato, abbiamo rimesso un po' in riga e a posto tutto quello che avevamo preparato in settimana e siamo riusciti poi nel secondo ad applicarlo. C'è da dire che come tutti sanno ormai qui in zona abbiamo una rosa che purtroppo ci vede parecchi infortunati, ma questo non è un alibi. Alla fine quando devi raggiungere un obiettivo lo puoi fare anche con i giocatori che hai a disposizione e l'orgoglio che è stato tirato fuori nel secondo tempo è veramente tanta roba. Sono molto contento e soddisfatto della prestazione, solo dei secondi 45 minuti però. Io questa vittoria la voglio dedicare a coloro che hanno creduto in me e che hanno fondato questa società e che hanno fatto solamente il mio nome sul loro elenco del telefono. Quindi questa per me è motivo d'orgoglio perché comunque qui c'è tanta possibilità di fare calcio, però realmente si fa tanto pallone. Il pallone lo possono fare tutti, il calcio lo possono fare in pochi. Non perché io faccio calcio, ma semplicemente perché questa è una società che sta facendo le cose, non dico alla perfezione, ma ci siamo molto vicini. Quindi aver sposato questa idea per me è veramente un grosso risultato, nonostante comunque stiamo facendo un campionato di terza, ma io non faccio differenza di categoria. Quando la società è seria, ben venga.